A Padova, dove i responsabili di alcune terapie intensive del Veneto che in primavera hanno affrontato i momenti più drammatici della pandemia si dicono pronti a fronteggiare una seconda ondata. Per ora in regione la situazione nei reparti di rianimazione non appare così preoccupante, ma con qualche attenzione in più tutti potremmo stare meglio. Ivana Godnik. Salgono i contagi e aumentano, anche se lentamente, i ricoveri anche nei reparti più critici. Ma secondo chi si è speso in prima linea a capo delle terapie intensive nei mesi scorsi, anche solo qualche attenzione in più può fare la differenza. Se tutti quanti cerchiamo a riprendere un po' queste vecchie regole, soprattutto anche nei nuclei familiari, perché adesso c'è un po' questa libertà anche tra le famiglie. La festa dei 25 anni di matrimonio in questo momento forse possiamo anche evitarlo. Un po' di regole anche banali, sempre poi con la protezione, veramente potremmo fare quella piccola differenza che ci permette almeno a contenere questi focolai che abbiamo. In Veneto, per la verità, il trend di risalita è più moderato rispetto ad altre regioni italiane. Ci sono delle differenze geografiche importanti. Parlavo con un collega di Roma, il problema sta diventando serissimo, stanno aprendo le terapie intensive Covid. Qua al momento il tutto è contenuto, di sicuro io penso che saremo molto più pronti, il sistema è già pronto a ritrasformarsi e quindi mi aspetto che tutto avvenga con più calma. La possibilità che noi dobbiamo affrontare ancora una situazione di pazienti che hanno necessità di cure intensive in numero cospicuo. La differenza rispetto a prima è che abbiamo potuto studiare un pochino, mentre siamo arrivati impreparati al primo giro e tutto sommato è andata bene, adesso il fatto che siamo preparati mi fa essere ottimista. Assistenza agli anziani e ai non autosufficienti.